mi, quante scoregge hai molato? Bello cane, quante scoregge hai molato? Tante scoregge, eh? E adesso le buttiamo su con la coda così, butta su, butta su. Disgrazia, disgrazia. Cosa mi racconti? Ti stai annoiando, ti stai rompendo le balle? Da quanti giorni è che siamo qua sotto la pioggia? Tiriamo fuori i remi e andiamo via col camper coi remi? Cane annoiato. La codina di Amy. Cosa fa la codina? Che faccia che... Cara, sei la numero uno. Io non vedo l'ora di togliere tutta sta moquette. A parte che è brutta, orrenda e vecchia, ma io sono allergico alla polvere e quindi a volte insomma è un po' pesantino dormire qua. E allora pensavo, una volta che l'hanno tolta la moquette, ho chiesto, vediamo se è possibile. Vedi, questa parete qua e solo questa parete qua dove c'è la finestra grande, farla rossa, mentre tutto il resto dovrebbe essere beige in teoria, il colore del soffitto, no? Qua. E un'altra cosa, vedi, qui sotto dove c'è la dinette, la carta parati si va via tutta, ok, resta beige, però da questa linea qua in sotto rosso anche lì, in modo da fare bicolore, no? Guarda, esatto, tipo così, al posto della moquette rosso e sopra beige. È un po' il mio colore, bianco e rosso. Avevo fatto anche il salotto così. Boh, dai, adesso meglio che vado a letto, mi lavo i denti, perché tra una roba e l'altra ho fatto le due qualcosa, colpa del computer. E domani alle 9:30 ho appuntamento telefonico con customer, e quindi tra parentesi cliente, chiusa parentesi. E va bene, dai, sarò un po' indietro di sonno. Per asciugare il lavandino, anche lo specchio, sì, prima lo specchio, prima che si inumidisca. A parte che non ho sbavato tanto stavolta, solo eccola. Non vedo l'ora di cambiare lavandino, se dopo sì lavarsi è un piacere, perché adesso il bagno poi è la cosa che ci tengo un po' di più, insomma. Sospento. Bello, cazzo. Ho una piazza e mezzo, quasi due. Comodo, proprio comodo. Sì, sotto il materasso è di gomma a piuma, no? Normalissima gomma a piuma, però incredibilmente dormi da Dio. C'è altro che materassi ortopedici e campopedici. No, aspetta che mi infiltro, perché con una mano sola a tirarmi su le coperte, hai capito? Io ho Pirandello qua che è rimasto a metà, ma d'altronde se sono le 2 adesso ogni volta, che orario faccio? Le 4? No, ho lasciato la pompa dell'acqua accesa. No, mi ero già messo in posizione, devo tornare giù a spegnere la pompa dell'acqua, sennò dopo fa trrr, perché deve mantenere sempre l'acqua in pressione. Dai. Ah, Dio mio, tuo, suo. Scendiamo senza ammazzarsi, che le prime volte sì, raga. Sicilia sta cacchio di scala. Allora, tacca luce, anche il boiler lo lascio, tutto ho lasciato acceso, spengo l'acqua, di solito per sicurezza spengo sempre prima il gas del boiler, quello a riscaldamento lo lascio acceso e poi spengo il boiler. Da ignorante faccio così, perché dico prima chiuderò il gas e poi spengo, credo, deduco, la fiammella che brucia il gas, non lo so come funziona, comunque faccio così. No, non ho cambiato le previsioni, come sempre.
deve esserci il sole, c'è ancora pioggia, piove. Mamma mia, che sogno assurdo. Stavo sognando che stavo facendo un vlog, cioè che stavo facendo video per un canale YouTube mio e che vivevo in camper. Cioè, si è sprecato come fantasia il cervello, cazzo, porca puttana. Dai caffè, dai, quello messa, sai, prima mattina, sai che devi essere più... oh, bravo, oh, vedi? Basta chiedere. È fantastico perché guarda, altro che la Smart, è talmente grande, vedi, io passo col scopino, ma avevo già pulito, però era molto spazio, molto spazio. Tutto quanto, poi senza ammazzarmi scendo, sennò poi chi fa i video se mi ammazza, vedi, tac, eccola, pulito la casa, sia avanti, ho pulito sia la casa che la macchina in 2 minuti, eccola, fatto, solo la giornata libera. Bene, è venuto fuori un po' di sole, andiamo a prendere la droga legalizzata, sarebbe il tabacco, e via. Domani, se c'è bel tempo così come adesso, penso un bel posto qua in giro in zona, andare a fare un'altra puntina, anche perché è vero che ci sono rotti le palle a star qua, c'era sempre la pioggia, mannaggia. Ringrazio tantissimo l'amico Van Jog, guarda cosa mi ha segnalato. Ti ricordi il problema che c'era del lavandino nella cucina, che dicevo qua non si può mettere il miscelatore perché non ci sta, e lui mi ha mandato questo per email. Sembra fantastico e anche molto bello. Partirà adesso il vecchio 14, il vecchio 14 è la Smart, no? Il camper, calma, vediamo. Primo colpo, col freddo non parte mai, quando fa freddo, col caldo, vero cane? Mi è sbadigliato nel muso, era un discorso meccanico interessante. Tabacchino è anche chiuso, lo spacciatore ufficiale dello Stato è chiuso, porca miseria, dove vado io a rifornirmi di droga adesso, di sostanze stupefacenti e dannose per il mio corpo. Che carino questo cane che si mette lì nel braccino, cane, io come cambio? Così? No, non ci arrivo, la facciamo tutte in... vabbè, siamo anche in quarta, dai. Secondo me la vita è tutta tipo come un film, perché io ad esempio adesso sono il regista e sono il personaggio, no? E l'attore è il personaggio, la cosa da far muovere, no? E dici, cosa possiamo fare in questo film, in questa giornata, no? Possiamo ad esempio fare qualcosa di divertente, prendere la macchina, buttarci giù dal cavalcavia, dal ponte. Questo in teoria, in pratica no, perché dici cazzo, distruggo la macchina, mi faccio male, multe sopra multe, caro attrezzi, vedi, no, non è proprio sempre come un film. Ciao bellissima, controlli le cose, stai controllando, controlli tutto, bene, ma non ci sono più bauli, li abbiamo visti prima, non c'è più niente, non c'è più nessuno, sono andati via, sono andati a casa. Comunque niente, adesso mi tocca andare dall'avvocato assieme a dei colleghi per il discorso stipendi non ricevuti, 13esime, 14esime, TFR e soldi che regali a loro, no? Tra avvocato, registrazione ai sindacati, la percentuale si tirano dietro, è tutta un'inculata pazzesca. Vero Emi? Che noi per aver lavorato quel che abbiamo lavorato tutti quegli anni siamo rimasti in braghe di tela. E per pagare tutti quei furboni là non abbiamo preso un cazzo, dobbiamo pagare tutto loro, tasse, sovrattasse, e la disoccupazione non te la danno, e i stipendi devi pagare l'avvocato, e il TFR te l'attacchi al piffero e se te lo danno si tirano giù un gran cacchio di percentuale, e per fare tutto questo devi iscriverti ai sindacati e non te lo fanno gratuitamente. Vero cane? Beato te che non hai sti pensieri. Andato a prendere 2 potacci, no? Un po' una crostatina, patatine, devono essere sempre potacci onnipresente nel mio camper. Cazzavata, adesso io ho il sacco di pasta della barilla di
da 5 kg di maccheroni mi occupa un casino di spazio. Devo trovare un portapasta. Sei sporco qua? Ma sei super sporco, cazzo. Mamma mia. Bene, operazione ottimizzazione degli spazi. Allora io ho 6 bottiglie di acqua. Problema di oggi, no? Una l'ho messa in frigo e non ho altro spazio per altre cose, perché ho già anche altri tipi di acqua, eccetera, no? Una l'ho messa sotto dove ci sono le acque, però comunque ho anche queste 4 qua. Vediamo qua nel gavone. C'ho questo che bisognerebbe trovare una sistemazione più intelligente a quel rotolo di carta, perché è una cosa che uso spesso, tipo quando piove lo uso per pulire le scarpe al cane, oppure anche per passare velocemente per terra. E sì, beh, intanto guarda, spacca, distruggi. 1 2, tac. Dai che ci state tutte e 4, dai, vicine. 3, no, guarda che associali. Che associali di merda. Per un pelino non ci sta, però vabbè, la metto là. La metto a K così, è un peccato che l'avrei preferita là, ma pazienza, che dopo qua magari un po' balla. Vabbè. E la mia terrina da popcorni qua. Ecco, dai, ci si è stati. Devo trovargli un posto migliore però per l'acqua. Ci ho pensato tanto. I vestiti ce li ho tutti su ste scatole qua. Adesso devo trovare, eccolo qua, quello delle maglie di lana. Forse ho esagerato, forse no, ne ho prese un po' troppe. Vediamo. E quante saranno? 1, 2, 3, che è quasi una decina di maglie di lana. Ma sì, dai, vabbè, non si sa mai. Tanto, ecco, stanno belle schiazzate, ci stanno, belle piegate. È bello profondo qua ci sono tutti i jeans, tutte le magliette, che però per le magliette volevo trovare delle scatole, anche per le magliette, delle scatole che ci stiano qua, per lungo così. Tu torna là nel tuo. E anche tu, torna nel tuo. Tac, 1, 2. Prima di partire c'è un bel po' di cosine ancora da vendere, soprattutto la moto. È una moto che, diciamo, da una parte ci tengo tanto perché è veramente bellissima, è una brutale strapreparata, una mia via gusta. Però l'ultimo anno, ancora prima di avere il camper, non lo usavo proprio più perché mi piace molto esplorare. Per esplorare purtroppo devi essere a piedi, o almeno per chi piace fare fotografie, addentrarsi nei sentieri, fare i video. E cosa succede? Alla fine usavo sempre la bicicletta o comunque andavo via in macchina perché trovi un qualcosa di carino, macchina, la Smart, chiama la macchina, però dai, siamo coraggiosi, chiamiamo la macchina. E ti fermi un attimo, butti la macchina nel fosso, scendi e fai la foto, fai quello che devi fare. In moto, forse io che sono anche un po' troppo precisino, organizzato, sai, se devi fare una foto, soprattutto d'inverno, ti devi togliere i guanti, i sottoguanti, gli occhiali, il casco, il sottocasco, rimetterti gli occhiali. Cioè, ovvio che dopo uno ci rinuncia a fare la foto, dice, cioè, se devo fare solo una foto e togliermi tutta sta roba non la faccio. Devo fare, accendo il mio computerino, adesso qua è buio, non vedi niente, perché siamo sotto il tavolo o la tavola se è femmina. Eccola, guarda, ciao, gli ho lasciato anche il LED, tanto cosa vuoi che consumi. A parte che, vabbè, che consumi o non consumi, sono attaccato al 220, quindi sarei tentato di farmi il caffè, ma no, dopo che faccio, sto alzato fino alle 2 di notte, comunque alle 3 come ieri. No, non lo faccio. Nella vita si cambia sempre idea.